All'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura e da questo cielo per il mondo intero. È vivo oggi, è l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce, Emanuele, 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 Emanuele. Dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire, seguendo Cristo insieme a Pietro, rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce, Emanuele, Emanuele. Sotto la sua croce, cantando ad una voce, Emanuele, 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 Emanuele. La morte uccisa, la vita vinta, è Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce, Emanuele, Emanuele, Emanuele. Noi debitori del passato, di secoli di storia, di vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù. Siamo Qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce, Emanuele, 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 Emanuele. È giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare, e oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, per dare svolte e parole nuove e convertire il cuore, per dire al mondo, ad ogni uomo, Signore Gesù, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce, Emanuele.
primavera, el tiempo de cambiar. Hoy es el día siempre nuevo para recomenzar. Cambiar de ruta con palabras nuevas, cambiar el corazón para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús. Y aquí, bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantamos a una voz. Emmanuel, 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 sotto la stessa luce. Emmanuel, Emmanuel, sotto la stessa luce, cantando ad una voce. Emmanuel. Aprite le porte a Cristo, aprite le porte, rivolgetevi a Lui, non sarete delusi, non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura, rivolgetevi a Lui. Siete le sentinelle del mattino, dell'alba del nuovo millennio e la nuova primavera del Vangelo. Aprite le porte a Cristo, aprite le porte, rivolgetevi a Lui, non sarete delusi,
non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura, rivolgetevi a Lui. Una sorgente nasce dal cuore di Cristo, si riversa su di noi, un'onda di misericordia per il mondo. Insieme Aprite le porte a Cristo, aprite le porte, rivolgetevi a Lui, non sarete delusi, non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura, rivolgetevi a Lui. Maria illumini le vostre scelte e vi insegna ad amare ciò che è vero, buono e bello per il cuore. Apritevi le porte a Cristo, aprite le porte, rivolgetevi a Lui, non sarete delusi, non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura, rivolgetevi a Lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Aprite le porte a Cristo. Abbiamo così cantato e con queste parole ci siamo introdotti in questa celebrazione. Vogliamo aprire il nostro cuore per poter accogliere in mezzo a noi il dono grande della presenza di Gesù risorto, che ha una parola buona da donarci, ha un pane buono da offrirci, ha dei fratelli da farci incontrare. Gli apriamo le porte a Lui che ci ha già aperto le porte. Se ci giriamo vediamo spalancata la porta della Chiesa Cattedrale che ci ha accolti dai diversi pellegrinaggi che abbiamo fatto, dalla chiesa di Santi Pietro e Paolo, di Meschio e di Salsa, dove ci siamo trovati, vari chierichetti delle varie parrocchie della diocesi, e siamo venuti qui, in questa chiesa cattedrale, che sta festeggiando un compleanno speciale, i 200 anni della dedicazione, in un tempo speciale, quello del Giubileo, il Giubileo della Speranza. Ed è un tempo speciale anche perché normalmente questa celebrazione ci vedeva raccolti attorno al Vescovo. Con il cuore vogliamo salutare, pensare al Vescovo Corrado che tanto ci ha voluto bene, ci ha pensato e ci sta pensando in questi giorni, in questo momento, e che ci ha accompagnato in tutti gli anni in cui è stato in mezzo a noi, ma già vogliamo voler bene al Vescovo Riccardo che fra 25 giorni, 24, sarà qui e sarà ordinato vescovo per noi, per la nostra Chiesa. Vogliamo pensare e pregare per lui e vogliamo pensare e pregare anche per il nuovo Papa che la prossima settimana sarà eletto. Tanti motivi allora abbiamo nel cuore per vivere bene questa celebrazione. Prima di tutto però vogliamo chiedere al Signore di fare pulizia nel nostro cuore per poterlo davvero incontrare, ascoltare, celebrare. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro al disegno della tua creazione, fa che per l'esempio e l'intercessione di San Giuseppe siamo fedeli ai compiti che ci affidi e riceviamo la ricompensa che ci prometti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo, e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola, a questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Parola di Dio. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Insieme. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Tu fai ritornare l'uomo in polvere, quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Alleluia, 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 alleluia. Di giorno in giorno benedetto il Signore. A noi Dio porta la salvezza. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Pietre vive. È possibile essere pietre vive? Esistono delle pietre vive? No. La scienza ci dice che non è vero, non è possibile. Non esistono pietre vive. Le pietre sono degli organismi inerti, si dice, che non rientrano negli organismi viventi, non respirano. Ma il titolo della festa dei Chirichetti e del palio dei Chirichetti che molti di voi hanno vissuto negli scorsi mesi aveva come titolo, portava proprio queste parole: pietre
vive. Non ho sentito. Pietre? Pietre vive. E com'è possibile? È possibile, se l'abbiamo scelto, se Don Davide, Don Mauro e gli educatori del seminario l'hanno scelto come titolo della festa di Chirichetti, vuol dire che è possibile essere pietre vive. E chi è che ce lo dice? Ce lo ha detto un amico speciale che, guarda caso, nel suo nome portava proprio la parola pietra. Di chi sto parlando? Di Pietro, di San Pietro. Oh, non si chiamava mica Pietro lui, si chiamava Simone. Ma un giorno Gesù lo ha chiamato ad essere suo discepolo, gli ha detto ti farò pescatore di uomini e gli ha detto anche d'ora in poi sarai chiamato Cefa, che nella sua lingua significava pietra. Sei una pietra e una pietra viva. Pietro è davvero una pietra viva. E allora vogliamo sentire che cosa lui ha da dirci, se è possibile essere pietre vive. È possibile, ce l'ha detto nella prima lettura, in quel passaggio della sua prima lettera che abbiamo ascoltato, dove ci ha detto due cose. Ci ha detto chi è la vera e la prima pietra viva e due, ci ha detto che anche noi possiamo essere pietre vive. Chi è la prima pietra viva? Non Pietro proprio lui, anche lui lo è perché è stato vicino a chi? A Gesù. Avvicinandovi a Gesù, pietra viva, dice. Lui è la pietra viva per eccellenza. E com'è che Gesù ci ha dimostrato di essere pietra viva? Ce lo ha dimostrato nella Pasqua. Tutti voi avete fatto servizio nei giorni della Pasqua, il Giovedì Santo, il Venerdì Santo, la Veglia Pasquale, 3 grandi celebrazioni per vivere il mistero della Pasqua, che in poche parole ci ha detto che Gesù è una pietra che gli uomini volevano scartare perché non era bella, perché non era comoda, era un po' scomoda, la volevano mettere da parte, dice Pietro, ma il Padre ha fatto qualcosa di grande. Gli uomini l'avevano scartata e il Padre l'ha fatta diventare la pietra viva, di più l'ha fatta diventare la pietra angolare, quella su cui costruire, quella che tiene in piedi tutto, che tiene in piedi la Chiesa. Non solo le chiese fatte di pietre, ma quella Chiesa di pietre vive che siamo noi. Ed ecco allora il secondo messaggio che ci ha lasciato Pietro. La pietra viva esiste, sì, il primo è Gesù, ma possiamo essere pietre vive anche noi. Come? Stando vicini a Lui. Diceva così Pietro nella sua lettera: avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale. Più state vicini a Gesù, più potete essere anche voi delle pietre vive che costruiscono la Chiesa. Questo vale per tutti i battezzati, per tutti quelli che hanno ricevuto il battesimo, grandi e piccoli? Sì, vale per tutti. Ma ho pensato che questa cosa vale soprattutto per voi chierichetti e chierichette, perché voi realmente avete la possibilità ogni domenica e in ogni celebrazione a cui partecipate e fate servizio di stare vicini a Gesù, pietra viva. Ci state vicini anche simbolicamente perché siete vicini all'altare che normalmente è fatto appunto di pietra e quell'altare lì simboleggia proprio Gesù, la pietra viva. Siete fortunati quindi perché con il vostro servizio siete quelli che stanno più vicini a Gesù.
e quindi quelli che più hanno la possibilità di essere vivi, pietre vive. Bellissima questa cosa, è una grande fortuna che non capita a tutti. Ma cosa significa tutto questo? Pietro ci ha detto altre 3 cosette, abbiate pazienza, le diciamo, che sono 3 cose che potrebbero essere i 3 messaggi da portarci a casa per continuare ad essere anche noi pietre vive, insieme ai messaggi che avete ricevuto dai testimoni che vi hanno raccontato il loro essere pietra viva nella Chiesa. Prima li avete ascoltati. 3 messaggi, 3 compiti, 3 mandati che ci dà Pietro. Il primo, essere un popolo che proclama le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Cosa significa tutto questo? È un mandato per noi chierichetti e chierichette ad essere ragazzi, giovani, che vedono la presenza di Gesù e la raccontano, non hanno paura di dire agli altri che sono amici di Gesù. E com'è che lo possono dimostrare? Pietro ci dice, semplicemente facendo venire alla luce il bene, perché questo ha fatto Gesù, ha fatto venire alla luce il bene. Allora, essere pietre vive significa essere ragazzi capaci di fare il bene, di riconoscerlo quando lo fanno gli altri, di dire grazie per il bene ricevuto, e ciascuno potrebbe continuare. Secondo mandato che ci dà Pietro, essere pietre vive ci costituisce in un popolo. Eravate non popolo, ora stando vicini a Lui dice siete popolo di Dio. Significa che essere pietra viva significa aiutare, permettere la comunione. Allora i chierichetti sono in una celebrazione coloro che hanno il compito di tenere insieme, di fare comunità. Che bello vedervi in questi mesi affollare la cattedrale, girare per la cattedrale alla scoperta della cattedrale, fermarvi alla celebrazione, coinvolgere i vostri educatori, i vostri don, le vostre comunità nella ricerca delle foto dei vescovi. Ecco, i chierichetti sono questo. Essere pietre vive significa essere capaci di tenere insieme tutti. E terza cosa, Pietro dice, un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora avete ottenuto misericordia. Essere pietre vive, per voi chierichetti, significa diffondere atteggiamenti di misericordia. Significa essere capaci di rispettarsi in sagrestia, di far fare a tutti qualcosa, di aiutare i più piccoli, di non ridere se qualcuno sbaglia, di avere l'umiltà di chiedere aiuto o di dare una mano, di perdonarsi. E se voi fate questo vicino all'altare, Pietro dice, siete capaci di vivere questo anche nella vita di tutti i giorni. E facendo così non costruirete una chiesa di pietre così, ma ne costruirete una ancora più bella. Costruirete una vita bella, una comunità bella. E se poi ciascuno di voi trova il proprio posto in questa chiesa, se trova il proprio posto e capisce che cosa il Signore gli chiede, perché a tutti il Signore chiede qualcosa, a qualcuno chiede di essere prete, a qualcuno di essere sposo, sposa, mamma, papà, a qualcuno chiede di consacrare la vita a Lui, a qualcun altro chiede di partire per annunciare agli altri la bellezza del Vangelo. Se ognuno di voi poi trova anche il proprio posto,
altro che pietre vive, altro che pietre vive. Avete trovato il segreto più grande, che è quello che Gesù aveva scoperto, perché lui è diventato pietra viva cercando di fare la volontà del Padre. E se anche noi facciamo questo, possiamo davvero essere pietre vive e la Chiesa può essere ancora viva. Allora chiediamo a Pietro, questo nostro amico, che ci aiuti davvero ad essere così, pietre vive, ciascuno al proprio posto, vicino a Gesù. Lo chiediamo per l'intercessione di San Giuseppe, che oggi ricordiamo, lo chiediamo per ciascuno di noi, lo chiediamo per il Vescovo Riccardo, lo chiediamo anche per il successore di Pietro, che la prossima settimana sarà eletto. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo che il Padre ci ha donato nella Pasqua del suo Figlio ci ha rigenerati come nuovi figli, come pietre vive. Grati di questo dono, gli rivolgiamo al Padre le nostre preghiere. Uniamo le nostre voci dicendo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa universale, in questo tempo di attesa, sia grata della testimonianza evangelica di Papa Francesco e sappia attendere con la guida dello Spirito Santo e nella preghiera incessante il nuovo pastore che le verrà affidato. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il Vescovo eletto Riccardo, conforma sempre più il suo cuore a quello di Cristo risorto, perché cresca nella carità e nella speranza come pastore della nostra Chiesa diocesana. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la pace e la giustizia dei popoli, concedi, o Cristo, tu che sei la vera pace, di promuovere con perseveranza il bene per tutti e per coloro che pongono ostacoli dona la guarigione del cuore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i chierichetti e ministranti, sostenuti dall'amicizia con il Signore Gesù, fa che svolgano il loro servizio con amore e cura, per seguire la vocazione che tu vuoi per la loro vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i seminaristi e le vocazioni, guida i loro passi nel loro cammino di ricerca e scoperta della tua chiamata, affinché scelgano nella libertà di fare della propria vita un dono d'amore per i fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. In alcuni istanti di silenzio ciascuno affida al Padre la propria intenzione personale di preghiera. Ascolta, Padre buono, le nostre preghiere che ti raccontano i desideri nostri e dell'intera umanità. Fa che come Giuseppe, instancabile lavoratore, nelle attività quotidiane sappiamo far crescere il tuo regno in mezzo agli uomini. Per Cristo nostro Signore. Canto d'offertorio lo troviamo nella seconda pagina del foglietto che abbiamo di fronte a noi. Cantiamo insieme. Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo,
pane della nostra vita, cibo della quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi. Oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te. Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi. Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi. Oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani ti accoglierò dentro di me. Farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te, un sacrificio gradito a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome del Cristo risorto, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, fonte della misericordia, guarda i doni che ti presentiamo nella memoria di San Giuseppe e fa che la nostra umile offerta diventi pegno della tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico Figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del
del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi
e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E con le parole della preghiera che Gesù ci ha insegnato e che ci è stata consegnata nel giorno del nostro battesimo, chiediamo al Padre di poter fare sempre con gioia la sua volontà, per poter essere pietre vive, ciascuno al proprio posto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
La comunione verrà distribuita davanti all'altare del Santissimo, dal primo altare delle navate laterali e dalla scalinata della sacristia per i celiaci. Ci avviciniamo con calma e in preghiera al sacerdote più vicino e ci prepariamo all'incontro con Gesù risorto, unendoci nel canto Perché tu sei con me, che troviamo nella seconda pagina del foglietto. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Mi conduci dietro te sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli lassù, dove più limpida l'acqua per me, dove mi fai riposare. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro, io non temo alcun male, perché tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice colmo per me di quella linfa di felicità che per amore hai versato. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni la tua grazia, la tua fedeltà. Nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il pane del cielo, fa che sull'esempio di San Giuseppe conserviamo nei nostri cuori la memoria del tuo amore, per godere il frutto della pace senza fine. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Prima della benedizione che conclude questa nostra bella, intensa celebrazione che abbiamo vissuto, credo sia opportuno, doveroso dire anzitutto grazie a Don Paolo, rettore del seminario, che ha presieduto per noi l'Eucaristia. Grazie per le parole che ci hai offerto. Credo che ciascuno possa custodire nel cuore proprio l'impegno ad essere pietre vive sull'esempio di Pietro, che ci ha provato e ci è anche riuscito. Ecco, anche noi possiamo vivere questa sfida come ci ha detto bene Don Paolo nell'omelia. Grazie ancora. Grazie a Don Graziano, l'arciprete parroco di questa chiesa cattedrale, che come ogni anno ci ospita, e i chierichetti della diocesi di Vittorio Veneto, i ministranti, si sentono a casa in questa chiesa cattedrale. È la casa della diocesi, è la casa di ciascuno di voi. E grazie ancora a Don Graziano. Fra qualche istante, appunto, concluderemo la celebrazione, vi sarà la benedizione, il canto finale. Dopo il canto finale, dopo che i ministri, i sacerdoti concelebranti sono usciti dalla cattedrale, potremo anche noi tutti tornare con calma in seminario, togliere la nostra veste, sistemarla bene nello zaino, con calma, e poi prepararci per il pranzo. C'è la pasta per tutti. Ecco, per chi ha fame soprattutto. La pasta al ragù, qui ne abbiamo, qui mi hanno garantito, benissimo. Allora c'è la pasta per tutti, però siccome siamo tantini, serve un po' di pazienza. Guardando la facciata interna del seminario, sul porticato di destra, lì vi sarà la distribuzione. Entrando nel refettorio vi sarà la distribuzione della pasta e poi si esce direttamente nei cortili esterni dietro al seminario. Ecco, non ci fermiamo dietro al seminario dove ci sono le macchine, ma andiamo verso il campo da calcio in cemento, il campo da tennis, insomma dietro. E lì potremo prendere posto e consumare insieme il nostro pranzo. Ecco, grazie ancora, e invochiamo sul nostro cammino di pietre vive la benedizione del Signore. Recitiamo insieme la preghiera che troviamo nella terza pagina del foglietto. Rendici pietre vive, Signore Gesù, sommo ed eterno sacerdote. Grazie per San Tiziano e per tutti i santi vescovi che si sono prodigati per la nostra Chiesa. Rendici pietre vive, Signore Gesù, pastore buono e fedele. Grazie per coloro che hanno guidato la Chiesa di Vittorio Veneto, nomi familiari alla nostra memoria, guide per il nostro tempo. Rendici pietre vive, Signore Gesù, che pasci il tuo gregge. Grazie per il Vescovo Riccardo. Donagli di annunciare la parola di Dio con grandezza d'animo, di custodire la Santa Chiesa, sposa di Cristo, di aver cura di tutto il gregge affidatogli, di risplendere del fulgore della santità. Rendici pietre vive, Signore Gesù, che ci chiami ad essere corpo di Cristo, popolo di Dio. Grazie per questa Chiesa che è in Vittorio Veneto. Fa che memore della tua misericordia, alimentata dalla parola e dal pane di vita, nella diversità e varietà dei doni e dei carismi, sia segno trasparente di te, che sei il Signore, il crocifisso risorto. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione di San Tiziano, di San Giuseppe, vi benedica Dio Onnipotente, Padre
Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a tutti la gioia dell'incontro con Cristo. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Concludiamo con il canto nell'ultima pagina del foglietto. Mi hai chiamato ed ora sono qui, la mia vita ormai, Signore, trova senso solo in te. Cerco nel profondo e tu ci sei. Guardo intorno e poi ti trovo accanto a me. Insieme a te camminerò. In ogni volto, in ogni pianto, io ti riconoscerò. Ti seguirò ovunque andrai, io con te camminerò. Come servo sei venuto qui, per chi è solo e chi è ferito, per chi vive in povertà. Ora, o Signore, manda me, segno del tuo amore per l'umanità. Insieme a te camminerò, in ogni volto, in ogni pianto, io ti riconoscerò. Ti seguirò ovunque andrai, io con te camminerò. Viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita. Chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura e da questo cielo per il mondo intero. È vivo oggi, è l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, 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 Emanuele. Dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire, seguendo Cristo insieme a Pietro. Rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, Emanuele, Emanuele.